con Marilena Fusco, Pescagri CIA Nazionale, per così analizzare questi Stati Generali della Pesca del Veneto 2020, un evento importante di confronto tra istituzioni e appunto il comparto della pesca. Certo, è un incontro molto importante, siamo alla seconda edizione, c'è stata anche l'anno scorso. Oggi la pesca e l'acquacoltura ha bisogno di un momento veramente di grande riflessione, perché le difficoltà sono molte, sono note a noi come associazioni, ma anche a tutte le istituzioni. Noi siamo contenti che qui in Veneto la Regione abbia questa sensibilità e diciamo anche costanza nel ripetere questo evento degli Stati Generali, perché questo dimostra una vicinanza al settore e una voglia di risolvere insieme agli operatori della pesca e dell'acquacoltura i tanti problemi che ormai attanagliano questo settore e che lo fanno essere sempre la cenerentola dell'agricoltura. Questo credo che debba finire, perché dietro ad ogni pescatore, dietro ad ogni impresa ci sono tante famiglie e bisogna rispettare le persone per il loro lavoro, ma anche per quello che hanno dietro le spalle. Noi dobbiamo aiutarli e ci appelliamo, noi associazioni, alle istituzioni, ma io come associazione nuova, perché CIA ha creato Pescagri da 2 anni, prima CIA non aveva il settore pesca, io mi appello ai colleghi delle altre associazioni